c'è la consapevolezza che dobbiamo fare un campionato al vertice, un campionato che ci deve vedere da protagonisti, e il mio unico pensiero è questo qua. Massimo? Sì, ti volevo chiedere se sei rimasto sorpreso dal turno di squalifica in Coppa Italia o se era conseguenziale che accadesse. No, perché fine partita ho discusso con l'arbitro e ci sta, non, lo accetto, ho sbagliato e spero che mi deve servire la lezione. Paolo e poi ancora Gazzetta. Due cose al volo. La prima è che posso dire se il Presidente, se vi siete fatti non so, un augurio, se vi siete detto qualche cosa in particolare. Nel nostro mondo gli auguri non è che portano bene. Bocca al lupo, allora, dai. Bocca al lupo, sì, gli auguri parola brutta nel nostro mondo. Spero che dire un'altra parola. No, ma ci sentiamo spesso. Dopo ogni allenamento ci sentiamo, facciamo una chiacchierata come è andata l'allenamento, i giocatori, che condizione stanno, e si parla di tutta la situazione che riguarda la squadra. E l'altra è se sei sereno sulla posizione dei portieri, nel senso mi pare che sia convocato solo Sorrentino, no? Sorrentino Unicani e non Vigliano. Allora, e questa è l'ultima volta che io parlo di questa roba qua. Mi sento dire che ci mancano attaccanti e non è assolutamente vero. Dopo, se dobbiamo prendere un attaccante per far contenta la gente, non prendiamo l'attaccante. Però ripeto, ci abbiamo Hernandez, Laffer, Dybala, Malero, Di Gennaro, Troianieri, che questi sono attaccanti, per voi non sono attaccanti esterni, ma sono attaccanti. Stefano Picic, ha voglia di giocatori. E tutti i giorni sento dire Calaiò, Cacia e Ardemagni. Calaiò, Cacia e Ardemagni, e nessuno parla dei nostri giocatori. Io ho sempre detto, se c'è la possibilità, preferisco tenermi i miei giocatori. Dove? Se Hernandez, e lo ripeto per l'ultima volta, se il 2 di settembre, il 3 di settembre, il 2 di settembre rimarrà con noi, io sono contentissimo. Però non voglio sentire più dire che non abbiamo un bomber, no. Le occasioni le creiamo, li stiamo sbagliando, in queste due partite abbiamo sbagliato tantissime occasioni, dobbiamo essere più bravi a puntarla dentro. Però secondo me non c'è un problema di attaccare. Sui portieri la stessa storia. Oggi come oggi Sorrentino non è mai venuto da me per dirmi io voglio andare via a tutti i costi, mi ha soltanto spiegato che ha una situazione familiare un po' delicata. Solo queste parole mi ha detto, non mi ha detto che vuole andare via, mi ha detto che se c'è la possibilità con la situazione familiare che si ritrova in questo momento si vorrebbe avvicinare a casa. Basta. Fabrizio, a chiudere per piacere. Che gara ti aspetti? Di sofferenza, un Avellino che si chiude, che ti fa le barricate, che ti dovrai lavorare molto sul fraseggio? Una squadra che dobbiamo fare molta attenzione al palleggio e a non perdere palle all'uscita, secondo me, perché si chiuderanno e partiranno in contropiede. Dobbiamo essere bravi a non subire le loro ripartenze quando perdiamo palle all'uscita. Mi aspetto una gara così. Altre domande? Qualcuno? Semplicemente se non so se adesso mi scuso se non ho chiesto come se la squadra mister sta assorbito le voci insomma, inizio campionato di questo Palermo che deve distruggere il campionato, che non è concorrenza. No, guarda, quando io ero giocatore sentivo, come dire, quando sentivo dire quest'anno dobbiamo vincere, dopo giocavo nel Milan, ogni anno dovevamo vincere, però quando un giocatore è importante lo sa che è importante, quando un giocatore è forte sa che è forte, perché lo vede, e la conseguenza di questa squadra viene dal fatto che ci sono tanti giocatori di categoria, ci sono tanti giocatori che sono abituati a questa categoria, a vincere, hanno vinto più di una volta questo campionato. Ed è per questo che non vedo le loro preoccupazioni, vedo loro, dopo, ripeto, quando devi
parti devi vincere, la pressione si sente, però vedo i giocatori tranquilli che gli piace sentire questa frase qua, perché loro se lo sentono, si sentono forti e non vedi loro grandissima preoccupazione. Grazie a tutti. Un enorme in bocca al lupo. Grazie.